Quando io ho caduto gioco come calcio perché tanta gente non è che è poco. Lo avevano preso a calci come un pallone, ci aveva detto Mushtaq Saival, il 23enne pakistano titolare del negozio di kebab di Piazza Monet il giorno dopo l'aggressione. Ora, grazie ai carabinieri della stazione di Montebelluna, i responsabili di questo vile pestaggio avvenuto nella serata dello scorso 4 maggio sono stati tutti identificati. I 7 uomini di età compresa tra i 22 e i 34 anni di Montebelluna, quasi tutti parenti tra loro e con precedenti penali alle spalle, sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Il giovane pakistano, dopo le botte, era stato anche derubato di 1.000 euro che teneva in tasca, una violenza di gruppo scattata dopo che li aveva redarguiti perché stavano cercando di scappare senza pagare il conto. Più verso 5-6 persone mangiato, loro non vogliono pagare, io ho detto che va bene, non voglio pagare, va via. Ma dopo loro vogliono casinare, ma io non mi piace il casino. E quando io stavo parlando con loro, arriva con 2 o 3 macchine, arriva altra persona e subito inizia a picchiarmi. In soccorso della vittima era accorso anche un suo conoscente, anch'egli percosso con calci e pugni e persino colpito con una sedia. Un brutale pestaggio che aveva costretto le 2 vittime a recarsi al pronto soccorso per essere successivamente dimessi con una prognosi per entrambi di 10 giorni a causa dei politraumi al volto e al capo.